Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi parleremo del potere della mente e di come il vostro Marietto ha cominciato a capire qualcosina. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri favolosi gruppi Facebook e anche nel diario, e se lì vi scappa qualche super like è ben accetto, scusate, e chiaramente anche nel favoloso canale di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì Hildegarda e Mastro Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico naturalmente gratuito e tutti sono invitati. Quindi se vi scappa il pollicione sopra il link per l'iscrizione che trovate nelle descrizioni qui sotto, è ben accetta e vi aspettiamo tutti. Bene, iniziamo un po' come il vostro Marietto ha cominciato a capire il potere della mente, e chiaramente questo qui è un racconto di fantasia come i soliti del vostro Marietto, e qui nasce tutto nel 1996 più o meno. In quel periodo lì il vostro Marietto aveva una scuola informatica di praticamente divulgazione informatica itineranti, e aveva dei collaboratori, quali collaboratori c'era un pianista in quel momento lì che part time faceva anche il consulente informatico e proponeva i percorsi formativi del vostro Marietto Veneziano. E cosa è successo? È successo che un giorno questo tizio mi dice: guarda, c'è mia moglie che ti vuole conoscere. Io pensavo che la moglie volesse fare o dei corsi di informatica o non so per quale motivo volesse conoscermi. Comunque, morale della favola, gli dico: ma scusa, chi è tua moglie? Cioè, più che moglie era una compagna. Beh, sua moglie, secondo lui, era una delle migliori veggenti della zona. A che il vostro Marietto subito sapete che è un po' tontolone, però sapete che aveva lo sguardo fine per gli affari. Pensato: beh, se questa qui, come dice lui, è la migliore veggente della zona, e già ai tempi mi raccontava che faceva faville al suo compagno, a un certo punto ho pensato: magari in futuro può consigliare ai suoi clienti di venire a fare i corsi di informatica col vostro Marietto. E dopo 3 o 4 volte che questo signore insisteva per farmi conoscere sua moglie, a un certo punto gli ho detto: ok, va bene, dai, fammi conoscere la tua compagna. E prendemmo un appuntamento nel mio ufficio. E qui siamo nel 96 più o meno. Questa signora arrivò, e appena arrivata, neanche era salita sulle scale, la prima cosa che mi ha detto: a te ti hanno avvelenato i denti perché è un'otturazione, dentro c'è del mercurio e non c'è la capsula. Io l'ho guardata e in un certo senso ho detto: ma come fa a sapere che ho le otturazioni? Però detto questo, e poi la seconda cosa che mi ha guardato e mi ha detto: tu sei un cabalista. Io a quei tempi pensavo che i cabalisti fossero i giochi dell'otto, no? I numeri dell'otto. Boh, vabbè, ci siamo seduti e ha incominciato a dirmi tantissime cose, no? Io non capivo chi l'aveva pagata per venire a trovare me, però morale della favola ha incominciato a dirmi un sacco di cose che a un certo punto il vostro Marietto voleva, insomma, spedirla fuori dalla porta, no? Però una cosa interessantissima che disse al vostro Marietto era non conoscere mai il dottor Lipton, al che quando ha detto Lipton il vostro Marietto, e siamo nel 96, pensava al tè Lipton. Capite? E dicevo fra di me: ma perché non devo bere, come si suol dire, il tè Lipton? Questo è il mistero della fede. Insomma, questa gente qua era preoccupatissima che il vostro Marietto potesse incontrare Lipton. Al che io dico: ma io non conosco nessun dottor Lipton, perché poi il Marietto ci è riuscito a capire che stava a parlare di un dottore, e in quel momento lì il vostro Marietto non lo conosceva. Morale della favola: quella signora lì l'ho vista solamente in un'altra occasione dopo 5 anni, ed effettivamente era successo tutto quello che mi aveva predetto. Ma la sintesi del discorso, a un certo punto, dopo un'ora, 45 minuti più o meno che stavamo parlando, gli ho chiesto: signora, senta, ma chi è più forte fra me e lei? Perché lei mi ha detto un sacco di cose, io in quel momento lì ero molto elegante, nel senso che cercavo di gestire la cosa. E lei mi dice: guarda, più forte sei te perché tu sei nero e io sono bianco. Perché secondo lei i cabalisti erano neri e le chiamava le camicie bianche, però diceva che io ero più forte di lei, anche se lei aveva questi poteri. Morale della favola: poi l'ho rivista nel 2005 ed effettivamente tutto quello che mi aveva previsto
fino a quel momento lì si era realizzato, no? Nel 2005 la rincontro perché era sponsorizzata da un grandissimo politico, viene nei miei uffici di nuovo ed eravamo in quegli uffici dove mi ha detto che non sarei dovuto andare a lavorare, ma c'ero, no? Ci siamo messi a parlare e mi aveva tranquillizzato perché in fondo aveva capito che il vostro Marietto era seduto sulla sedia giusta e stava andando nella giusta direzione, e anche lei ha dovuto dire in quel momento lì che avevo ragione il vostro Marietto. Ma morale della favola, chi è questo dottor Lipton? Il dottor Lipton, il vostro Marietto, lo conosce dal 2005-2004 più o meno, quando a un certo punto un giorno, andando su una rivista online, un sito web online, no, che vende prodotti, vede un bellissimo DVD del dottor Lipton. A quel punto lì il vostro Marietto lo acquista al volo, ma anche l'acquisto al volo di questo DVD è stata una bella avventura. Comunque questo qui in questo momento non lo racconto. Morale della favola, il succo di queste 3 ore di dissertazioni di questo signor dottor Lipton è quanto segue, cioè nei primi 3 anni quello che una persona, un bambino o una bambina assorbono dai genitori o dal mondo circostante, quello poi nella vita si divulgherà, cioè si svilupperà in modo importante. Però dottor Lipton dà anche delle possibilità per rimodellare il subconscio e l'inconscio, che sono 2 cose differenti. E qui il vostro Marietto ha visto più o meno un 150 volte questo video. Dico bene 150 volte perché sapete il vostro Marietto è un po' tontolone e doveva capire bene cosa stava dicendo il dottor Lipton. Quindi pensate che dura dalle 3 ore e un quarto e me lo sono visto 150 volte perché volevo capire bene cosa diceva questo dottor Lipton. Alla fine l'ho capito e ho capito che tutto quello che vi entra nel subconscio, se ve lo mettono bene, non esce più, ma anche se non ve lo mettono bene. Bene, cari amici, questa è la prima pillola in cui parlo di questo dottor Lipton. Se avete la possibilità andate a cercare nei vari siti o nei vari, come si suol dire, negozi online il suo DVD, il primo DVD che ha fatto in Italia, che è un bellissimo video, spiega perfettamente cos'è il subconscio o l'inconscio, che è ancora meglio. Chiaramente è un video sicuramente fatto 10 anni fa, ma è sempre attualissimo, spiega delle cose interessantissime. Quindi noi, se riusciamo a, come si suol dire, riprogrammare il nostro subconscio e inconscio, riusciamo a fare grandi cose. E quella signora lì nel 95 voleva impedirmi che io capissi questo meccanismo. Infatti nel 95 mi chiese: ma tu sai cos'è il subconscio? E io pensavo che era un diavolo, e visto che il vostro Marietto è cristiano evangelico, ho detto: ma sì, è qualcosa di satanico. Capite che livelli era il vostro Marietto nel 95, sempre tontolone, ma sempre pronto con le orecchie del Topo Gigi a ascoltare tutto. Bene, cari amici, per il momento sulla forza della mente questa pillola è solamente la genesi di come il vostro Marietto ha cominciato a conoscere cos'è il subconscio e l'inconscio. Ci sono voluti 150 video, cioè del dottor Lipton, per farmi riuscire a mettere a fuoco che cos'è questo tipo di materie. Qui ho finito questo racconto molto breve. Il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi di Facebook e anche di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!